Viva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. E allora buongiorno, benvenuti. Questo è Viva FM e anche Made in Polesine Web TV. Io sono Davide Stefanelli. E Leandro Maggi, buongiorno. Ancora buongiorno, benvenuti. Col giubbotto oggi. Perché c'è freddo? Sì, è freddolito. Perché il tempo non è ancora bello tranquillo. Si è abbassata la temperatura. Ma vai, vieni, ma caldo, sì, freddo, insomma. piove, non piove. Sei il detto che dice aprile non ti scoprire. Esatto. È vero, è assolutamente vero. Anche aprile dove c'è dormire. Quello Aprile c'è tutti i difetti del mondo. che poi dormire non è un difetto, è un toccasana, perché se uno Dormire è un privilegio. Se uno dorme È vero, riesce a è vero. riposarsi bene, poi se dorme anche di giorno, quello è altra cosa. È vero. Va bene, dai. Allora, dicevo, nuova puntata di Made in Polesine e adesso abbiamo trascorso praticamente le vacanze pasquali per chi ha potuto farlo, insomma. E come diceva là su vacanze di Natale, e anche questa Pasqua ce la siamo tirata fuori. Dai maroni. Bravo. Allora, i titoli di oggi: Vai. burocrazia, quanto ci costi? Poi ancora tartufo e chef, italiani sempre più poveri. E questo lo si sapeva già. Sgonfiato. Lo si sapeva proprio, in senso proprio dispregiativo. Poi maestri del lavoro premiati a Porto Tolle. Ancora ultimo, ma non ultimo, recuperiamo i paesaggi rurali. Ecco, questi i titoli di oggi di Made in Polesine. Tra poco iniziamo la puntata. Siamo pronti per iniziare Made in Polesine di questa settimana. Il nostro primo titolo, come già preannunciato, burocrazia quanto ci costi. Allora, partiamo da due fatti di cronaca che sono purtroppo abbastanza emblematici. C'è stata un'azienda farmaceutica che doveva ampliare la sua azienda e naturalmente ha detto no, in Italia non ce la facciamo perché la burocrazia ci sta mettendo i paletti tra le ruote, sono 2 anni che abbiamo fatto le richieste, eccetera, eccetera. Un altro titolo, proprio del Gazzettino dell'altro giorno: stop a rigassificatori ed eolico, così l'energia made in Italy viene bloccata dalla burocrazia. Effettivamente burocrazia quanto ci costi, perché basta che chiunque abbia bisogno di una carta da qualsiasi parte che si giri, dal comune, da un CAF, dal notaio, eccetera, e siamo sommersi da... Bisogna impazzire. Bisogna impazzire, costi altissimi, ma soprattutto tempi biblici. Cioè, se uno vuole fare un'azienda, vuole costruire da zero un capannone che impiega 1000 persone, eccetera, è molto facile che ci sia alla fine dell'iter, invece di aprire in 2 giorni, lo apri in 20 anni. Sicuramente ci vuole più tempo a fare tutto quello che riguarda la burocrazia, diciamo noi l'incartamento, Esatto. che non proprio la Che costruzione procedura. effettiva dell'edificio. È vero. Sì. E quindi questa qua è uno dei mali endemici dell'Italia, uno dei mali che purtroppo stiamo pagando tantissimo. E come migliorare? A parte che chi siamo noi? E proprio noi dobbiamo dirlo. Allora, Due cialtroni. no, diciamo francamente che la burocrazia è diventato un business veramente per quanto sai riguarda i costi, il bollo ci vuole quello sì. l'ufficio dall'altra parte, arrivi in un ufficio, non è questo quello giusto, devi andare dall'altra parte, cioè qua diventa veramente una cosa senza fine e secondo me anche senza senso, perché la burocrazia Sì, però è una cosa pazzesca. uno dei problemi della burocrazia cos'è? Che magari l'impiegato di turno dice ma perché devo firmare una cosa che non sono neanche sicuro di essere al centro, perché poi dopo se sbagli effettivamente rispondo io, eccetera. Quindi è perché purtroppo, ed è uno dei mali endemici di questo da una vita che in Italia, abbiamo 1000 leggi e 1000 leggi contrario delle 1000 leggi di prima, cioè tutto è contrario di tutto, quindi prima di firmare uno ci pensa molto, molto su. Quindi tra l'altro ci saranno anche le elezioni adesso fra i tanti comuni, tra l'altro taglio di poi Portovino, però guarda, anche un sindaco, guarda che responsabilità ha. Cioè, Sì. gli dici, ma chi me lo fa fare? Cioè, qualsiasi cosa faccia è nell'occhio del ciclone, controllato da tutto e tutti, eccetera, eccetera. E quindi forse bisognerebbe snellire da una parte effettivamente la burocrazia, renderla più snella, ma soprattutto eliminare certe responsabilità civili che bloccano tutto questo. Chi siamo noi? L'abbiamo detto 2 secondi fa, siamo 2 cialtroni, però effettivamente ogni volta che ci mettiamo le mani tutti,
qualsiasi cittadino alla burocrazia in Italia diventa matto. Prova a vedere se hai bisogno di una carta da un notaio, al di là dei costi che ti massacrano, sì, e i tempi che ci Quanto che ci tempo, metti. quanto tempo Esatto. impieghi per fare una cosa, una qualsiasi cosa, anche la più semplice, ci sono dei tempi e dei costi che sono veramente esagerati. Poi vediamo i film, i telefilm americani che comprano la casa, vanno in agenzia, firmano, pagano, già fatto. Il giorno dopo è già tua. Da noi, da noi. Intanto come vai a comprare una casa, quando vai dal notaio c'è una carta che manca, una dichiarazione che manca, un passaggio di proprietà di qualche parente lontano 1000 anni che manca. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare, Vabbè. assolutamente. Vabbè. Italia, povera Italia, come siamo messi, vabbè dai. Dai, allora, abbiamo esaurito questo primo titolo penoso, veramente penoso, ci sediamo tra poco per continuare Made in Polesine. Abbiamo appena superato, come ho già detto prima, le festività di Pasqua e quindi ci siamo un po' abbuffati, ecco, perché durante questo periodo, come succede anche a Natale e Capodanno, si mangia sicuramente un po' troppo, un po' di più del normale, però chi se ne frega, a questo punto, perché parliamo del tartufo e chef. Allora, Dai, tanto questo tartufo, diciamolo. Tanto parliamo della giornata del tartufo, ci sono oggi e domani, quindi sabato e domenica qua a Portovilo, e perché Portovilo è città del tartufo. Io onestamente non lo sapevo. Poi alla fine è sempre lo scopo, è sempre lo stesso. Mangiare. Qualsiasi manifestazione, Mangiare. se mangia. Se mangia. Se mangia. No, perché comunque ho scoperto che da noi, specialmente nella pineta qua di Donada, si dice così, pineta di Donada. Certo, sì. No. Di fornaci. Ecco, Sì, fornaci. per quello lì, Sì. non sapevo se dovevo dire Portovilo, se non vi offendete. No. Praticamente c'è il bianchetto, c'è questo tubero, questo tartufo che è meno nobile di quello di Alba, ma costa lo stesso 350 euro al chilo. Tanto per dire. Perché è meno nobile. Sì, è da puvriti, come diciamo noi, ma però sono 350. E quando ti grattano due foglioline di tartufo, sono già 10 euro. Basta perché altrimenti mi rimane qua. Altrimenti mi rimane qua. No, parlo di questo perché appunto ci sono le giornate del tartufo, sabato e domenica, ne abbiamo già parlato la settimana scorsa. Però ho conosciuto Stefano Fregnana, che è l'educatore, l'insegnante e anche uno chef dell'ENAIP di Portovilo, che tra l'altro è media partner di questa manifestazione. E ho scoperto un sacco di cose del tartufo. Per esempio, il tartufo, lo sapevi tu che non bisogna pulirlo, lavarlo? Bisogna spazzolarlo. Solamente Ci tiri via la sabbia che c'è dentro e quello è già non lo devi mettere nell'acqua, No, non devi risciacquarlo, mettere- altrimenti no. perde parte delle sue proprietà. E poi lo sapevi che quando avevo 2 kg di tartufi, lo chef appunto Fregnani, e quando ho aperto quasi svengo, Ah, sì? una puzza micidiale di metano. Di metano, sì. Ma proprio. Poi dici, ma perché ti piace così tanto? Io sinceramente non sono molto amante del tartufo, al di là che possa essere una cosa pregiatissima, insomma, visto anche il costo, però sinceramente io non sono un grande intenditore, sicuramente no, ma neanche un appassionato del tartufo. Io l'ho mangiato. Io l'ho mangiato anch'io, ho fatto Sì. in varie occasioni, insomma, però sinceramente non ci trovo niente di eccezionale. È una mia opinione, poi insomma. Il tartufo secondo me ha 2 varianti. La prima variante è che o ti piace o non ti piace. La seconda variante, quando l'ho fatto bene, io ho avuto occasione anche per merito del lavoro e quindi ho mangiato gratis, fatto da 2 chef, effettivamente buono. La terza variante, non la seconda, è che non puoi andare in macchina a mangiare il tartufo. Non puoi andare in macchina. Perché altrimenti Esplodi. No, se poi hai magari una quarta consiglio, non portare la vostra donna a mangiare il tartufo con voi, o andate in bicicletta
Sì o no? Perché non so se a voi capita, a me un po' di effetto collaterale il tartufo Lo fa. lo fa. Quindi andate in bicicletta con la vostra bella o a piedi, però uno davanti e uno dietro. Così durante il tragitto Durante il tragitto potete... vi svaporate. Comunque, giornata del tartufo oggi e domani a Portovino, Va lo bene. consigliamo. Tra l'altro domani c'è anche la festa dei fiori ad Arne, tu sei un Sì, protagonista. esatto, quindi sì. Se volete vedere un bel momento che è là che maneggia da buon DJ è il mio amico Eccolo Davide. qua. Vabbè. Quindi domenica ad Ardea. Vabbè. Mi raccomando, non mancate. Allora, dopo aver sdrammatizzato sugli effetti collaterali del Il tartufo tartufo, è buono però. noi ci assentiamo per un attimo, ma torniamo. Siamo sempre noi, quelli di Medi Polesine, tutte le settimane, ogni sabato, in modo particolare la diretta tra le 11 e le 12, la differita poi sabato mattino, anzi domenica mattina ovviamente, tra le 10 e le 11, quindi un'ora prima. Dai, allora siamo pronti per partire, parliamo a questo punto di italiani sempre più poveri. Ale, Allora, una botta di tre idee. dati. Il primo è che i lodigiani sono sempre più in difficoltà e stanno aumentando sempre di più i poveri nella provincia di Rovigo. Secondo dato che la provincia di Rovigo è la provincia più povera del Veneto e il Basso Polesine, in particolar modo Porto Tolle, è quella che c'è il reddito più basso pro capite. E questi qua sono già bei dati che partono, dopo possono sono essere dati ufficiali questi. sono dati ufficiali, Sì. possono essere veritieri o meno, comunque vabbè. Ma se sono ufficiali, insomma. No, nel senso che effettivamente dopo pensi che c'è anche la possibilità di fare qualcosina in nero, perché lo sai che noi in Italia siamo abbastanza specialisti su queste cose, quindi magari un reddito di 5-6 mila euro al mese l'anno è poco credibile. Quindi, però, se questi... Volevo precisare una cosa, penso succeda un po' da tutte le parti. Sì, assolutamente. Non assolutamente, non vogliamo diciamo, mettere in discussione gli abitanti di Porto Tolle, in questo caso, no, visto che assolutamente. sono Non sono proprio detto- quelli che hanno il esatto. reddito più basso, però sta cosa purtroppo succede un po' dappertutto. Ecco, però dopo ci sono i dati ufficiali dai censimenti. Italiani in condizioni di povertà assoluta. Dal 2005, che erano 1.911.000 abitanti che erano in difficoltà assoluta, proprio veramente gente che fa la fame, dal 2005 2.000 più o meno, dal 2013 4.000, nel 2020 5.602.000, quindi è un aumento esponenziale della povertà in Italia. Cos'è che possiamo fare come analisi? Che purtroppo si sta allargando sempre di più la forbice da gente che ha tantissimi soldi a gente che ne ha sempre di meno. Mentre prima ci avevano dato l'illusione... Manca la fascia media. Esatto, ci avevano dato l'illusione che noi mortali potevamo ambire a un benessere abbastanza bello e piacente da star bene, e purtroppo invece adesso è diventato sempre più difficile. Ritorniamo, visto che oggi abbiamo parlato sia di stop ai rigassificatori e quindi la burocrazia, e poi dopo questo qua, e poi sono periodi che parliamo sempre di difficoltà, di cose che non vanno, eccetera. Queste qua le stiamo pagando tutte, specialmente le persone più fragili e meno protette, che hanno meno professionalità e quindi le fasce più deboli. Meditiamo, gente, meditiamo, quindi se non cresciamo tutti a pari passo, poi dopo le cose si complicano, possono succedere cose molto sgradevoli. Vabbè. Ma chi siamo noi? Sì, non volevamo diciamo interferire su queste No, cose, sono dati, ma quindi- sono dati ufficiali. Sarà che ne so, una politica sbagliata No. dell'economia, sarà l'andamento di tutto quello che ci circonda, però insomma sta di fatto che come dicevi tu, dal 2005 a 1.911.000 a 2020 a 5 milioni e 6, il dato è veramente Esatto. preoccupante. In 15 anni sono triplicati. Vabbè, constatiamo, pensiamoci, come che dice Zaia, ragioniamoci su. Ragioniamoci, va bene. Ragioniamoci Sono su. dati che fanno veramente riflettere. Fanno preoccupare più che altro. Sì. Ok.
E d'altronde abbiamo depistato tutto, abbiamo mandato tutto all'estero perché conviene di più far produrre fuori, eccetera, e adesso stiamo pagando tutto. Certamente sì. Dai, allora abbiamo esaurito anche questo argomento, tra pochissimo per continuare Made in Polesine. Siamo ritornati, siamo sempre noi quelli di Made in Polesine, io Davide Stefanelli, lui Leandro Maggi, e adesso un altro titolo che questo ci rallegra un tantino, perché parliamo dei maestri del lavoro premiati a Porto Tolle. Allora c'è un'associazione, che è l'Associazione dei Maestri del Lavoro, che praticamente assegna dei premi alle persone che si sono distinte nel lavoro dipendente. E ho assistito giovedì scorso a una giornata a Porto Tolle e hanno premiato 3 persone di Porto Tolle che sono Adolfo Tugnolo, Giancarlo Fontana e Terenzio Finotti. Naturalmente chapeau a loro, gente che si sono distinte e sono stati dipendenti illuminati che hanno aiutato anche le aziende a crescere. Tutto facciamo i complimenti a loro e faccio complimenti anche a Porto Tolle, che è sempre più attiva per fare queste cose, per premiare i vari concittadini. Hanno premiato proprio poco tempo fa anche i farmacisti del territorio che hanno aiutato durante la pandemia, eccetera. Quindi hanno sempre un occhio di riguardo e questo gliene fa specie a Porto Tolle, al sindaco e a tutti gli amministratori. Però mi ha fatto veramente piacere ascoltare la testimonianza di uno di questi signori premiati, che è Adolfo Tugnolo, che da 6 anni è partito con la sua famiglia a Maranello, la famiglia è andata a Maranello a lavorare, addirittura penso fosse il custode, il papà di questo signore, della villa di Ferrari. Di Enzo? Di Enzo Ferrari. Però lui, giovanissimo, si è diplomato, però ha cominciato a fare prima il carrozziere all'interno della fabbrica, che poi tra l'altro nella stessa fabbrica della Ferrari, ci spiegava, c'era anche la divisione trattori della Fiat, e quindi aveva cominciato prima a colorare i trattori per imparare bene, poi dopo è andato a preparare le livree delle Ferrari Gran Turismo, eccetera, eccetera, e poi dopo, essendo diplomato, è diventato anche, essendo ragioniere, è diventato un responsabile importante nel settore. È partito da lontano, ma poi è arrivato all'obiettivo. Insomma. Quindi quando si parla del American Dream, il sogno americano di diventare sei da niente a zero, anche però in Italia c'erano tante di queste occasioni, persone che con la loro abnegazione, la loro bravura riuscivano a scalare. Mi viene in mente per esempio il presidente della Cassa di Risparmio, il signor Finotti, che adesso è in pensione, comunque l'ha fatto per tantissimi anni, era un ragioniere tranquillo, è diventato ai vertici di una delle banche più importanti d'Italia. Quindi veramente ci sono di queste cose, di queste esplosioni di persone che da niente diventano forti, quindi veramente Italian Dreamer, il sogno italiano. È ancora possibile? Questo qua non lo so. È ancora possibile che uno possa da zero diventare così? In qualche caso esponenziale, secondo me ci può stare. È molto più difficile. È molto più difficile, perché veramente una volta c'erano. Io per esempio ho conosciuto il padrone della Samsung, che aveva la terza e la quinta elementare, ogni 2 parole bestemmiava. Però caspita, ha fatto un impero, era il re dei gelati, e quindi adesso c'è la possibilità di fare questo? Molto più difficile adesso, molto anche più perché difficile. adesso già parti senza un titolo di studio, non hai una laurea o qualcosa, è già più difficile anche entrare nell'azienda stessa. È vero. Sì, e quindi se non entri comunque non riuscirai mai a manifestarti, insomma, a fare emergere. Esatto, Anche sì. Del Vecchio, che è quello degli occhiali, era un martinit, era un orfano, e da orfano è diventato uno che c'è, non so quanti anni, è il più ricco d'Italia, quindi tanto per dire. Rizzoli anche, quindi c'è ancora la possibilità di fare queste scalate sociali o boh? Lo sai la canzone di Gianni Morandi? 1 su 1000 ce la fa. 1 su 1 miliardo. 1 su 1 miliardo. Vabbè, dai. Allora, torniamo tra pochissimo per l'ultimo argomento di oggi. Siamo pronti allora per affrontare quello che è l'ultimo argomento di oggi di Made in Polesine. Parliamo anzi, recuperiamo il paesaggio rurale.
Allora, è proprio... Ha fatto la storia, veramente. No, ma è il titolo poi anche di Sì. un articolo che c'era sulla Voce, perché l'assessore Corazzari dice un sostegno alla valorizzazione del patrimonio pubblico e privato. Ci sarà l'utilizzo di circa 43 milioni di euro derivati dai fondi del PNRR per recuperare architettura del paesaggio rurale sia pubblici che privati presenti nel territorio regionale. E quindi ci sarà la possibilità per la provincia di Rovigo di recuperare 290 siti, quindi case vecchie, ville vecchie, eccetera, eccetera. È importante questo. Ci sono veramente tante case, tanti ruderi e edifici che sono rimasti lì a marcire praticamente, senza, sono stati abbandonati ed è veramente un peccato, perché si vedono questi edifici, queste case, queste costruzioni che sono rimaste proprio lì allo sbando dei venti, come si dice, e fanno veramente pena e tenerezza. Comunque ci sono questi 43 milioni di euro che saranno appunto spalmati su tutta la regione, ci sarà una buona fetta anche da noi, e quindi se qualcuno vuole saperne di più deve andare magari nel sito della regione Veneto e si può informare se magari c'ha un rudere che vorrebbe recuperare, perché c'è anche una tradizione storica, perché è importante, perché ci sono delle ville per esempio lungo il Po che sono veramente ancora affascinanti, ma sono vecchie affascinanti. Magari hai detto con la Bente, questo, quest'altro, quindi c'è questa possibilità. Quindi ogni tanto anche la regione Veneto fa bella figura. Ogni tanto sì. No, quando c'è da dare i meriti, noi siamo i primi. Questa volta è una di quelle volte. E detto questo, noi abbiamo finito. Abbiamo finito, ma solamente ci sentiamo solamente per un cincinì e torniamo tra pochissimo per i saluti finali. Ok. Siamo veramente in conclusione di appuntamento anche questa settimana, questa oretta scarsa che insomma tutte le settimane ci godiamo, è veramente volata in un attimo. Hai visto che io Velocissimo. non so come te che adopero fogli riciclati? La prima volta. Guarda. La prima volta che... Questo qua neanche questo no, questo. questo no. Questo qua era quasi da ricchi. Poi ho visto che stavolta sei anche... Sì. Ti sei veramente attrezzato bene, perché è stato battuto Col computer, non è stato scritto a mano. No. E Ho fatto i soldi. Hai fatto i soldi, sì. Sì. Vabbè. Ti sei impegnato forte questa settimana. Dai, allora ci sentiamo come sempre la prossima settimana, la prossima puntata di Made in Polesine, che sarà ovviamente il sabato, poi la replica anche la domenica. Da parte mia, Davide Stefanelli, E Leandro Maggi. l'augurio di un buon fine settimana, il nostro countdown 3, 2, 1, chapeau! Ciao a tutti! Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.